inteiro. Era l'anno 2000, 500 anni che Cabral ha scoperto il Brasile e santa felicidade Gabriel voglia di fare questa commemorazione facendo la polenta più grande del mondo. È stata una festa semplice, ma una buona festa. E ha fatto questa polenta e ha messo toccio di ciccia in cima e ha dato a tutti quanti che era ter via. La polenta è stata misurata dall'Istituto di Pesos e Medidas do Paraná e la ha misurata 501 metri. Non so se sta sto record del libro dei record, perché non ho mai sentito parlare di questo record. Ma infatti l'abbiamo fatta e qua è il video. E il video non ha una buona qualità perché la media ha 20 anni ormai e col tempo le medie antiche perdevano qualità. Ma è questo che devo avanzare di tutto quello che abbiamo fatto. Guarda il video e fai qualche commentario qua sotto per dirmi se vi piace più i video in dialetto veneto o in brasiliano. Mille grazie a tutti e fino al prossimo. Stammi bene. Bene, al 22 di aprile dell'anno 2000 deve essere fuori proprio una bella giornata di sole. Abbiamo cominciato la festa e ha suonato l'inno dell'Italia e dopo ha suonato l'inno del Brasile e che era tanta gente e erano tutti contenti. Lì te vidi Arsindo Benato, te vidi Agassi Tullio e Ademir Manfron. E Edilson Seronato che fazia a narrativa e guarda solo che poeta grande. E il povero prete romano che predicava, adesso deve essere in paradiso. E dopo che parlare Gassi Tullio. E mi qua Germano Franceschini, Edilson Seronato, Ademir Manfron e suona anche il parabéns para você pai Brasile. E qua una bella tolla con formaggio e vin e pan, Angelina Ferro Foiato, Arsindo Benato e a Rosa, Bertilla Boscardin Pererini e a Carmela Stival. E dopo i gasbarà e gata caparecciare a puenta mettendo de sora il toggio che gli ha fatto. E tutti che aspettava per mangiare gli ha messo il toggio, dopo gli ha messo il formaggio per sora. E altri che mangiavano, guarda, mie metoso, le moneghe, la mia femmina, e qua tola parecchiata di moneghe. Insieme con i tositi da scuola. E questo qua, mettoso, che mangiava il sole, poretto. Somigliava che avesse proprio fame. Dopo il gruppo folclorico
Gabalà con le musiche italiane. Mi non ho mai visto da piccolo che ballasse così, ma mia mamma dizia che a Rosa Fiori, dopo che fazia il risotto dei casamenti, che era sempre ella, che piaceva ballare a manfrina, che è da essere qualche cosa compagno di questa roba lì. Fa una visita à cantina dei Dalarni e qua quando parecchiava A quenta. receita exagerada, que começou a ser preparada um dia antes, levou 1.500 quilos de fubá. Além de homenagear os 500 anos do Brasil, os italianos de Santa Felicidade querem entrar para o livro dos recordes com a maior polenta do mundo. 1.000 pessoas estiveram envolvidas na preparação de 6 toneladas da típica polenta italiana, suficiente para alimentar 20.000 convidados. O que deveria chegar elegante à mesa foi feito com 350 quilos de carne e muito tomate. Mesmo trabalhando desde a madrugada, o grupo de cozinheiras pôs alegria no tempero. Uma homenagem ao Brasil e uma tentativa de entrar para o livro dos recordes. A polenta foi medida 501 metros e 32 centímetros e servida com molho e queijo. Os nonos e as nonas das primeiras gerações de imigrantes também foram homenageados. E como manda a tradição, festa regada com o bom vinho, música e dança italiana.